Sant'Anastasia è di gran lunga considerata una delle chiese più belle di Verona. Oggi andiamo a vederne alcuni capolavori insieme all'amico Nicola Cordioli, non prima di aver fatto qualche cenno della sua storia. Il cantiere originale è del IX secolo, la nuova fabbrica è stata iniziata negli anni 90 del 200, un cantiere che vide anche Dante, una cui scena è ripresa anche in un bellissimo quadro del XIX secolo di Saverio Altamura. Siamo dentro la chiesa di Sant'Anastasia, chiesa voluta per l'ordine domenicano, come architettura ha delle influenze del gotico francese e anche dell'ordine cistercense. La navata dove ci troviamo, questa maggiore, larga il doppio delle due laterali, ha gli spazi divisi per campate sormontate da volte a crociera. Troviamo nella Cappella del Rosario una delle rappresentazioni più emblematiche della pittura veneziana, per l'appunto la Madonna di Lorenzo Veneziano, dipinta negli anni 50 del 300 su committenza di Can Grande II, che a questo punto è stato rivalutato non già come un fratricida assetato di sangue, ma anche come un grande committente di opere d'arte, essendo questa, come Santa Maria della Vittoria, proprio su committenze. L'affresco sopra di me è una delle curiosità di questa chiesa. Emerso solo di recente da pochi anni durante dei lavori di restauro, sembra che raffiguri uno dei rarissimi ritratti di Dante presenti al di fuori di Firenze. Teniamo conto che uno dei figli di Dante si fermò a vivere qui a Verona e utilizzò questa chiesa come uno dei suoi primi luoghi di sepoltura. Entrando ci si imbatte nelle due acquasantiere comunemente chiamate gobbi e il motivo è facilmente intuibile. La prima, dal lato opposto, è di 100 anni più antica di questa, che è stata inaugurata nel 1591 nel giorno di Pasqua, e proprio per questo fatto è stato chiamato simpaticamente Pasquino. La particolarità del pavimento è che sotto varie forme è sempre stato realizzato utilizzando 3 marmi veronesi, bianco, nero e rosso. Bianco e nero a ricordare l'ordine domenicano, il rosso per ricordare il sangue della passione di nostro Signore, ma anche il sangue del martirio di quel santo domenicano a cui è intitolata la chiesa, San Pietro Martire. È proprio nel transetto nella parte destra che si concentrano alcuni dei capolavori più suggestivi, a partire dalla Cappella Cavalli con l'affresco di Altichiero e di Martino da Verona, segue la Cappella Pellegrini con altre 2 lunette di Martino da Verona e le terracotte da Michele da Firenze, il tutto sormontato dal capolavoro del gotico internazionale San Giorgio il Drago di Pisanello. Alla fine del transetto destro possiamo ammirare uno degli altari più belli nelle chiese di stile rinascimentale. Sto parlando della Cappella Centrego, dove spicca sopra l'altare una pala realizzata da un famoso artista veronese, Girolamo dei Libri, pittore e miniaturista rinascimentale.